Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che vi trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi osserviamo un dipinto di dimensioni contenute, ma dotato di una sorprendente forza espressiva, il San Michele Arcangelo di Giulio Cesare Procaccini. La tela misura appena 60 cm di altezza, eppure la figura dell'Arcangelo sembra possedere la solennità e l'energia di un'opera monumentale. San Michele è facilmente riconoscibile attraverso i suoi attributi tradizionali. Indossa l'armatura, segno del suo ruolo di guerriero celeste. Porta con sé la spada, strumento della battaglia contro il male, e la stadera, cioè la bilancia con la quale, secondo l'iconografia cristiana, vengono pesate le anime. Ai suoi piedi si trova il maligno, sconfitto e schiacciato. Il combattimento, però, è già terminato. Procaccini non sceglie di rappresentare il momento più violento dello scontro. Non vediamo l'arcangelo mentre solleva la spada o si lancia contro l'avversario. San Michele è seduto, dopo la vittoria. È proprio questa scelta a rendere l'immagine particolarmente interessante. La forza del protagonista non nasce soltanto dall'azione, ma dalla sicurezza con cui domina il nemico. La sua posa comunica il raggiungimento di un ordine. Il male è stato sconfitto e non può più opporsi alla sua autorità. Nel dipinto convivono quindi due dimensioni. Da una parte troviamo l'energia della battaglia, evocata dall'armatura, dalla spada e dal corpo del maligno. Dall'altra percepiamo la calma che segue lo scontro, quando la vittoria è ormai definitiva. Non conosciamo il nome del committente e non sappiamo per quale luogo fosse stata pensata la tela. L'opera arrivò all'Ambrosiana soltanto agli inizi del Novecento. Le sue dimensioni hanno però suggerito un'ipotesi. Potrebbe trattarsi di un bozzetto preparatorio per una pala d'altare di formato più grande. Un bozzetto non era necessariamente un'opera trascurata o incompleta, poteva servire al pittore per studiare la composizione, organizzare le figure e mostrare al committente l'idea generale prima di affrontare il lavoro definitivo. Non sappiamo se una palla derivata da questa immagine sia mai stata realizzata. La piccola tela conserva però tutta la vitalità di un pensiero artistico formulato con immediatezza. Per comprendere il valore di Procaccini dobbiamo ricordare anche il suo rapporto con Federico Borromeo. Il cardinale promosse a Milano un profondo rinnovamento dell'arte religiosa. Le immagini dovevano essere chiare, capaci di suscitare devozione e di coinvolgere emotivamente chi le osservava. Giulio Cesare Procaccini fu uno degli artisti più importanti all'interno di questa stagione. Federico Borromeo gli affidò incarichi prestigiosi, tra i quali alcuni dei grandi quadroni dedicati ai miracoli di San Carlo Borromeo per il Duomo di Milano. Si trattava di opere imponenti, destinate a essere viste da un pubblico molto vasto. Il San Michele Arcangelo dell'Ambrosiana appartiene a una dimensione completamente diversa, più raccolta, più intima. Eppure, anche in uno spazio così ridotto, possiamo riconoscere lo stesso talento. La capacità di dare movimento alla figura, l'inventiva della composizione e la forza con cui il soggetto sacro viene reso immediatamente comprensibile. Prima di allontanarci, osserviamo ancora il contrasto centrale dell'opera. San Michele è seduto, ma la sua presenza conserva tutta l'energia della battaglia. Il nemico è immobile sotto i suoi piedi, mentre la spada, la bilancia e l'armatura continuano a raccontare il suo compito. In pochi centimetri Procaccini riesce così a rappresentare non soltanto la sconfitta del male, ma il momento in cui, dopo il conflitto, viene ristabilito l'ordine. Grazie per averci accompagnato in questa nuova scoperta artistica. Se questo episodio vi ha incuriosito, non perdetevi gli altri, dove esploreremo ancora più capolavori della Pinacoteca Ambrosiana. E ricordate, queste opere non vivono solo nei racconti. Vi invito a visitare la Pinacoteca e ad ammirarle dal vivo per un'esperienza indimenticabile.